onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di oggi, sabato 14 di giugno dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma soprattutto non dimenticate che è un bellissimo giornale online, quindi ci trovate gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che io sto sostituendo, il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti. Allora, che coordinate incrociamo? 340-670-9659 oppure 0292947222. Di che cosa si parla oggi? Anzi, di chi si parla oggi? Oggi si parla di un uomo che definire eccezionale in sé e per sé è veramente dargli il minimo sindacale. Un uomo che è stato un grande servitore dello Stato, un grande imprenditore capace di far fruttare i soldi pubblici in un'epoca in cui non mancavano quelli che se li mangiavano e come, o gli incapaci che non sapevano fare il loro mestiere. Lui invece il suo mestiere lo sapeva fare bene, cioè far rendere le imprese che lo Stato di volta in volta gli aveva affidato. Quest'uomo, lo vedete fotografato alla catena di montaggio di Arese con le scocche delle Giulie GT, quest'uomo altri non è che il presidentissimo dell'Alfa Romeo, l'uomo che dal 1960 al 1974, quando venne poi cacciato con una discutibile manovra di palazzo perché questioni politiche e non economiche e non industriali hanno deciso del suo destino, quest'uomo altri non è un nome che non si pronuncia senza l'affetto di milioni di alfisti: Giuseppe Eugenio Luraghi. Giuseppe Eugenio Luraghi il 12 di giugno avrebbe compiuto la bellezza di 120 anni. Era milanese doc, aveva avuto una vita non facile ed era veramente venuto su con la dimostrazione della forza di volontà e la voglia di voler arrivare, la voglia di voler riuscire. Era stato un pugile in gioventù e i pugili, si sa, sono gente che è abituata sia a darle che a incassarle. E lui è stato un combattente tutta la vita perché dopo la prima guerra mondiale, dopo la morte di suo padre nel 1920, Luraghi è riuscito a terminare gli studi grazie anche al fatto che la famiglia è stata guidata dalla sorella maggiore, Maria. Si è preso la laurea all'Università Bocconi con una tesi sull'industria aeronautica e poi ha cominciato a lavorare prima alla Rinaldo Rossi di Milano, una piccola impresa alimentare, poi dal 1930 alla Pirelli. La Pirelli nel 1932 lo manda in Spagna a guidare la filiale locale. Lui riesce poi dopo la guerra civile a scappare dalla Spagna, a rientrare in Italia. Nel 1938 gli viene affidata la gestione della società Linoleum, quindi rivestimenti per i pavimenti. L'anno dopo sale ancora di grado diventando condirettore centrale sempre del gruppo Pirelli e poi però dopo la guerra lui sostanzialmente nel 1950 lascia la Pirelli, va a lavorare con l'IRI. Lo chiamano prima a fare il vice direttore generale della società idroelettrica piemontese, la SIP, quella che diverrà poi l'esercizio telefonico che tutti noi che abbiamo una certa età ricordiamo.
e poi l'anno dopo, nel 51, lo chiamano a ristrutturare le imprese meccaniche dell'IRI, ed è qui che lui conosce l'Alfa Romeo, l'Alfa Romeo che in quel tempo, lo scrive qui il dizionario degli italiani dell'enciclopedia Treccani, in quel tempo si trova in pesanti difficoltà economiche, tra l'altro con problemi anche di prodotto, di gamma, perché erano rimaste solo le 6C 2005 dell'anteguerra ed era stata appena lanciata la 1009. Per cui cosa fa l'Uraghi? L'Uraghi cambia il personale, cambia la dirigenza, porta al comando della progettazione Orazio Sattapuliga, viene chiamato anche Rudolf Hruška, che viene dalla Porsche e dalla Volkswagen. Nel 1954 nasce la Giulietta Sprint. Alla fine degli anni 50 l'Uraghi lascia comunque l'IRI perché se ne va a lavorare con, come si dice, con la Lanerossi, fino a quando nel 1960 viene chiamato di nuovo come presidente dell'Alfa Romeo. E qui le cose cambiano ancora. Nel corso degli anni 50 l'Alfa Romeo ha lasciato la Formula 1, quindi le gare di Formula 1, pur mantenendo comunque un profilo ovviamente agonistico nel corso degli anni 60, quando arriveranno le Giulie GTA e tutti i successi che hanno conquistato sui campi di gara del mondo. L'Uraghi capisce che è il tempo di fare il salto di qualità, quindi nasce l'idea del grande stabilimento di Arese, che diverrà la cosiddetta cattedrale dei metalmeccanici italiani. Nasce l'idea di una nuova vettura che copra quello spazio tra la Giulietta e la 1009, che poi è diventata 2000 alla fine degli anni 50, quindi nasce nel 62 la Giulia, il 27 di giugno saranno 63 anni dalla nascita della Giulia. Una vettura completamente rivoluzionaria, figlia della Galleria del Vento, difatti la pubblicità diceva che Giulia l'ha disegnata il Vento. Una macchina che creò non poco scandalo tra gli alfisti. Io ricordo la buonanima del Cavalier Cozzi a Legnano che mi raccontava come la gente abituata alle forme morbide della Giulietta o del 1009, quando videro la prima Giulia esposta in concessionaria, dissero: che cos'è sta scatola? Rendetevi conto. Cioè all'inizio non venne assolutamente accettata dagli alfisti, poi piano piano, siccome la forza della macchina non era tanto nel farsi guardare quanto nell'essere provata su strada, allora poi dopo la prova l'idea che quelle linee tese somigliassero più alla scatola che all'automobile, agli alfisti passavano queste remore e quindi si compravano tranquillamente questa automobile. La grande impresa probabilmente di L'Uraghi non è stata soltanto quella di riequilibrare i conti dell'Alfa Romeo, riuscire a portarla in attivo, riuscire a far lanciare sul mercato tutta la famiglia Giulia, che è stata tra gli anni 60 e la metà dei 70 praticamente il modello su cui si è retta l'Alfa Romeo a livello di vendite e anche a livello tecnologico, almeno fino all'arrivo dell'Alfetta nel 72. L'altra grande impresa è stata l'Alfa Sud. Già dalla metà degli anni 50 l'Uraghi pensava a uno stabilimento nel meridione dove produrre delle automobili e segnatamente delle automobili che fossero un po' più in basso della Giulietta e un po' più in su delle utilitarie della Fiat. Tra l'altro c'erano stati dei tentativi di costruzione di Alfa Romeo a trazione anteriore, diciamo di fascia economica, che erano il famoso progetto 103, il Pidocchio, che era stato pensato da Giuseppe Busso, dall'ingegner Busso, che poi lui non era ingegnere, ma tutti lo chiamiamo così. E Busso appunto aveva concepito questo primo modello che ricorda nelle forme l'R8, Gordini, ricorda l'R8 ed era l'epoca della collaborazione Alfa Romeo-Renault,
quando l'R4 veniva montata a Pomigliano d'Arco e quando venivano montati i furgoni Saviem a Pomigliano d'Arco, quindi stiamo parlando dei primi anni 60. E però questa macchina, diciamo che aveva problemi, aveva uno sterzo molto pesante, problemi di giunti omocinetici e così via. Però Busso nel suo libro Nel cuore dell'Alfa l'ha sempre detto, si è sempre detto a favore della trazione anteriore, cosa che molti probabilmente non si aspetterebbero, però lui la riteneva una buona alternativa per costruire delle buone vetture che avessero anche delle prestazioni più che dignitose. L'idea della vettura a trazione anteriore, dopo il rinnovo della Cassa del Mezzogiorno, che viene prorogata nel 65 fino al 1980, in quella legge, la 717 del 65, legge voluta dal governo di Aldo Moro, c'era anche scritto che l'Alfa Romeo avrebbe dovuto costruire uno stabilimento per produrre vetture nel sud Italia. E allora comincia la progettazione di questo impianto, un impianto modernissimo per i tempi, che venne fatto con i soffitti molto alti, tipo gli impianti della Simca, perché così era possibile rinnovare le linee di produzione senza bisogno di ampliare o toccare la muratura dello stabilimento. Un'intuizione così geniale che rende ancora oggi l'impianto di Pomigliano d'Arco all'avanguardia. Viene costruito il più grosso impianto automobilistico dell'Europa del Sud, viene progettata quell'automobile che sarà l'Alfa Sud, un'automobile straordinaria nei contenuti, nelle caratteristiche, e che verrà poi piagata da fattori completamente diversi, completamente estranei alla sua progettazione. I sabotaggi, l'assenteismo, le lotte politiche a Pomigliano d'Arco, la qualità costruttiva che non sarà sempre all'altezza e così via. Ma sulla carta è praticamente un successo. Pensate addirittura che lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, quando il 1° aprile del 72 è iniziata la produzione dell'Alfa Sud, quindi completo, chiavi in mano, è costato allo Stato italiano il 10% in meno rispetto al preventivo del 1968. Quindi nel 72, con la lira svalutata, l'inflazione, eccetera, eccetera, quell'impianto comunque era costato meno di quanto preventivato. Ed è un unicum questo fatto, è l'unica opera pubblica nella storia dell'Italia che sia stata realizzata costando meno del preventivo. Gli anni 70 sono gli anni in cui per l'Uraghi in teoria ci sarebbero progetti di espansione, perché l'idea era di arrivare ad avere una produzione e una vendita di oltre 500.000 di vetture l'anno entro il 1981, perché se la produzione di auto fosse salita, l'Alfa Romeo avrebbe addirittura raggiunto una quota di mercato pari al 20%. Da non dimenticare, a quel tempo l'Alfa produceva anche i camion, quindi era un produttore globale che faceva camion, automobili, motori marini, motori aerei. Se non che nel 1973, più o meno, nell'estate del 73, cominciano i guai. I guai per l'Uraghi sono rappresentati da Ciriaco De Mita e dal ministro Gullotti, i quali decidono che l'IRI, essendo proprietà statale, essendo un'azienda statale, deve per forza produrre anche nel meridione d'Italia e ampliare la produzione nel meridione d'Italia. Addirittura viene fuori l'idea, spunta l'idea che 70.000 alfette all'anno debbano essere montate a Pomigliano d'Arco per aumentare la produttività di un impianto che in quel momento non va assolutamente bene, tra gli scioperi, il sabotaggio e l'assenteismo. Addirittura si parla di spostare tutta una serie di produzioni che erano ad Arese, spostarle ad Avellino, in Irpinia.
dove poi verrà realizzato lo stabilimento dell'Arna negli anni '80, ma qui siamo già fuori dall'epoca Luraghi. Luraghi si rifiuta, Luraghi prova a presentare una proposta alternativa, qualcuno gli dice vabbè, ma tu prima gli dici di sì e poi tanto non lo fai. L'uomo non era uomo da fare questi giochini. Alla fine, dopo aver puntato i piedi, nel gennaio del 74, con una manovra di palazzo, in consiglio d'amministrazione Luraghi viene messo in minoranza, si dimette e se ne va. C'è già stata tra l'altro la crisi del Kippur, quindi il petrolio, le domeniche a piedi, tutte cose che chiaramente influiscono anche sulla produzione di automobili, quindi anche solo parlare di aprire nuovi stabilimenti di automobili tra la fine del 73 e la metà del 74 è una vera e propria follia. Ma quello sarà l'inizio e la fine dell'Alfa Romeo, inizio e la fine che si consumerà poi nell'86, o meglio dell'Alfa Romeo a gestione IRI, quando poi l'Alfa verrà venduta alla Fiat. Che cosa resta dopo? Dopo Luraghi torna a un suo vecchio amore, intanto lui era un pittore, ma poi soprattutto tornerà a occuparsi di editoria. Lui aveva avuto le edizioni della Meridiana, dove aveva pubblicato Sinisgalli, dove aveva pubblicato Un giovane Pasolini e così via. E poi alla fine si ritirerà e morirà nel 1991. Che cosa resta di Luraghi? Al di là della testimonianza della sua famiglia, di sua nipote Maria Laura, che si batte con coraggio e con determinazione per ricordare la figura di suo nonno, al di là della memoria di suo papà, ecco, Dario Luraghi, che è un grand'uomo e un gran galantuomo, e lo saluto insieme a Maria Laura e a tutta la famiglia Luraghi. Resta il ricordo di un uomo retto, coraggioso, dignitoso, con le idee chiare, uno che ha fatto davvero il bene comune di tanti italiani e che non è stato remunerato con quel rispetto e quell'apprezzamento che i suoi superiori, anziché dirgli grazie, hanno preferito mandarlo a casa. Questo è infame, ma noi lo ricordiamo con affetto infinito e lo indichiamo come simbolo e come storia di coraggio a tanti che spesso si possono trovare nel dubbio e che spesso si possono trovare disorientati, perché il coraggio di buttare il cuore oltre l'ostacolo è essere Alfa Romeo. E chi meglio del nostro presidentissimo, chi meglio dell'uomo che per 14 anni portò l'Alfa in alto in Italia e nel mondo. Abbiamo finito. Grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì alle 7:30 con la rassegna stampa o, se preferite, sabato prossimo con la penultima puntata di questa stagione del Garage dell'Alfista. Grazie a tutti, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato